Trapani mi non ti lascio più. 20 anni fuori sono veramente assai. Ringrazio lo Signore perché mi feci venire a Recca con l'anima a colori, passio per gli stati la mia città. Buongiorno, il vostro Alessandro Mampinella vi porge i saluti e i ringraziamenti naturalmente per la vostra dedizione nel seguirci durante le nostre interviste. Quest'oggi abbiamo un grandissimo ospite, fortunati di averlo con noi per questa chiacchierata, il nostro Giovanni Cammareri, che è famosissimo nella provincia di Trapani per la sua dedizione. Lui è uno studioso dei riti e delle culture della provincia di Trapani e non solo. È un giornalista, laureato in giurisprudenza, ha pubblicato diversi libri, tra cui l'ultimo intitolato Le feste del Val di Noto. È un giornalista che ha collaborato con il settimanale Trapani Nuova e attualmente scrive per il settimanale Monitor. Tra l'altro Giovanni Cammareri ha curato la prefazione di diverse pubblicazioni, tra cui mi piace ricordare I Metallurgici di Massimiliano Galuppo e Nino Barone, e appunto dell'ultimo Barone L'Etimo della festa, che abbiamo avuto anche il piacere di avere ospite Nino Barone e di parlare appunto di questa pubblicazione all'interno delle nostre chiacchierate. Il nostro Giovanni Cammareri è una persona molto famosa per il suo lavoro qui in provincia di Trapani. La prima domanda che volevo rivolgere a Giovanni è quella di parlarci un po' di sé, cioè chi è Giovanni Cammareri realmente, come nasce tra virgolette la leggenda di Giovanni Cammareri. Ma intanto io ci andrei cauto con le leggende, cauto con l'essere famosi, sono conosciuto probabilmente. Sì. Diciamo che io ho messo insieme due cose, la passione per lo scrivere, che è una cosa innata che c'è sempre. Tu sai, da ragazzino cominci a scrivere i diari e poi le poesie e poi le canzoni, se capita, quindi a questo ho associato la passione per le feste popolari, soprattutto quelle religiose, visto che il nostro territorio è particolarmente ricco di questo tipo di espressione culturale, per cui a un certo punto della mia vita pubblicai il mio primo libro, La Settimana Santa nel Trapanese passato e presente. Il libro fu pubblicato nel 1988 e praticamente da un lato dicevo la passione per lo scrivere, dall'altro personalmente volevo saperne di più delle cose che in un certo senso amavo, per cui cominciai a raccogliere dati, a raccogliere informazioni e ne venne fuori un libro dove ho soprattutto messo a raffronto quelli che sono i riti della Settimana Santa nel Trapanese, quindi Trapani, Buseto Palizzolo, Marsala, un raffronto con il passato. Ecco, diciamo che questo confronto è sempre abbastanza presente e vivo nei miei lavori. Io noto, purtroppo, questo è un atteggiamento che a volte diventa anche un po' polemico, che le feste si stanno probabilmente trasformando un po' troppo, fenomeno che avvertì già verso la metà degli anni '80, evidentemente. E quindi è un qualcosa che, tra virgolette, poi può creare polemica, però che ti urta un attimino, capisco. Intanto è una cosa che dispiace, perché ritengo che le nostre feste siciliane, parlo in genere, siano un patrimonio culturale e storico di rilevanza non indifferente. E vederle un po' depauperate così, perché qualcuno ritiene di dover fare attorno a queste feste degli interventi che spesso sono veramente arbitrari, è una cosa che sicuramente dispiace. Con questa attenzione io non voglio dire
che le feste devono rimanere tali e quali come sono nate, perché se una determinata processione, supponiamo, nasce nel Settecento, sarebbe davvero improponibile continuare a proporla con gli stessi metodi, con le stesse cose del Settecento. Siamo nel 2012, quindi è anche giusto che un'evoluzione, purché naturale, purché dettata da un cambiamento sociale dell'uomo, ci debba essere. Però il cambiamento del tizio che un mattino si alza e dice questa cosa la togliamo perché non mi piace, mettiamo un'altra che ho pensato io, allora questo non mi sta bene. Certo, certamente determinate scelte devono essere Certamente. calcolate e studiate prima di essere messe in pratica. Ti volevo fare una domanda che ho fatto a diversi ospiti che ho avuto il piacere di intervistare, ma a maggior ragione la voglio fare a te perché appunto sei molto vicino alla processione dei misteri, dati i tuoi grandi passioni e il tuo grande studio. Volevo domandarti come nasce la tua passione per questo rito della città di Trapani, a cui tanti trapanesi sono legati. Ma io questo in un certo senso l'ho detto poc'anzi, cioè dire è una cosa innata. Tu così se sei piccolo a un certo punto preferisci che piuttosto che il nonno ti porti alle giostre ti porti a vedere una processione, quindi nasce così, ecco. È difficile davvero dare una risposta per delle cose che nascono con te. Sì. Chiaramente, per cui diciamo che a un certo punto della mia vita confermo che ho cominciato a guardare con attenzione, a studiare le cose che amavo. Benissimo, perfetto. Volevo farti un'altra domanda legata all'itinerario della processione dei misteri. Che consiglio potresti dare tu riguardo all'itinerario che a quanto ho visto da palermitano che da 15-20 anni segue la processione dei misteri e anche tutti, tra virgolette, i battibecchi che si creano all'interno delle decisioni legate alla processione? Questa è una domanda molto bella, devo dire. È una domanda che forse necessiterebbe di moltissimo tempo. Allora, volendo essere davvero succinti, il consiglio è quello di stendere un itinerario che sia definitivo. Con questo non voglio dire, attenzione, prendere sic et simpliciter l'itinerario storico, insomma, se c'è mai stato un itinerario storico, e riproporlo, perché anche quello sarebbe anacronistico. Ma studiare un itinerario che magari possa conciliare determinati aspetti del passato con quelle che sono le esigenze di una città che ha 400 anni in più rispetto a quando questa processione è iniziata, e questo, ecco, è una cosa che necessita davvero. Io dico semplicemente che l'itinerario dei misteri, della processione dei misteri, è l'unico itinerario, credo, del mondo che cambi annualmente, e quando si parla di cambio è un cambio annuale radicale. Non un cambio lieve annuale, per cui credo che l'itinerario che rappresenta per ogni processione un elemento altamente identificativo, tu attraverso l'itinerario puoi leggere la storia della processione, puoi leggere anche l'espansione stessa della città. E devo dire che negli anni 50, quando già fin dal 1947 i misteri cominciarono ad andare in via Fardella, la famigerata via Fardella, sì, quell'itinerario continuò a racchiudere il nucleo significativo dell'itinerario antico, perché gli itinerari delle processioni non nascono per caso, nascono per delle esigenze della processione. Così è stato anche per la processione dei misteri. Se noi andiamo in giro per la Sicilia, la prima processione che mi viene in mente, che il crocifisso di Monreale, forse la più bella processione di Sicilia, non è che l'itinerario è lo stesso di 300 anni fa, ma sull'itinerario antico si è innestato qualcosa che nel tempo, ma piano piano, non annualmente, lo ha allungato, diciamo così, lo ha allungato un po'. Ma alla fine noi abbiamo, attraverso quell'itinerario, ma anche l'itinerario di Sant'Agata, la lettura di quella processione,
del perché si passa da una strada piuttosto che un'altra. E questa è una cosa fondamentale, una cosa che a Trapani purtroppo non esiste. Tra l'altro con un itinerario sempre fisso tu hai la possibilità, tu trapanese, tu turista, di dire beh, a quest'ora la processione deve essere da quelle parti e la trovi. Io lo faccio anche quando vado all'estero, quando vado a vedere delle processioni fuori, so che a una certa ora quella processione in quella strada e a distanza di 10 anni continuo a trovarla. Ho capito. L'ultima domanda che ti volevo fare prima di congedarci era quella legata ai consigli che puoi dare al nuovo presidente eletto recentemente dell'Unione delle Maestranze e al suo direttivo, che so che sono carichi di buoni propositi per lo svolgimento dei loro incarichi. Ma io non mi permetto di dare dei consigli, credo che ognuno riveste un ruolo per quello che magari merita sicuramente. Io in generale dell'Unione Maestranze, non dei presidenti, è che diciamo nell'ultimo ventennio e anche un po' oltre si è guardato solo l'aspetto esclusivamente monetario economico della processione, dimenticando di parlare della processione. All'Unione Maestranze non si parla, credo, da 25 anni di itinerari, dicevamo prima, razionali, non si parla di come vestono chi va in processione, non si parla di come illuminare in maniera più sobria i gruppi, si parla soltanto di soldi, di contributi, di tecnicamente dove togliere le bande, dove metterlo. Ecco, consiglio, se posso permettermi di parlare, consiglio è cercare di parlare di processione, di riacquistare il senso del gioco, il piacere di stare lì e organizzare qualcosa di grande, qualcosa di bello. Qualcosa di grande, qualcosa di bello che a maggior ragione ogni anno i turisti da tutto il mondo vengono ad ammirare, e questa è anche un fiore all'occhiello per la città di Trapani, che fortunatamente, a mio dire, sta riscoprendo il suo essere città turistica anno dopo anno, sia per quanto riguarda l'aspetto culturale, sia per quanto riguarda anche l'aspetto delle attrezzature e dello sfruttare le sue bellezze naturali e paesaggistiche. E quindi in chiusura avevo il piacere di domandare a Giovanni un suo ricordo, un aneddoto personale legato a questa processione dei misteri di cui tanto abbiamo parlato finora. I ricordi sono tantissimi, è una domanda complicata, difficile, perché occorrerebbe. Ma intanto, allora ne mettiamo due. Ecco, allora ricordo quando era piccoli, con i nonni si andava il venerdì santo tardi a dormire per poi alzarci presto per andare a recuperare i misteri. Allora ricordo che tu con la mente immaginavi e accompagnavi i misteri dove in quel momento potevano essere. Questa è una cosa più concreta, è legata al 1966, quando veramente si fece un itinerario che riguardava il centro storico di una processione unitaria che non si spezzettò, insomma, l'itinerario dell'anno scorso che fu un po' venduto, ma fu un'altra cosa. Ecco, ricordo tutti i momenti di quella processione, tutte le volte che la vidi ripetutamente. E una delle cose che mi rimangono impresse è l'addolorata che in quell'anno intorno all'una e mezzo della notte venne entrata in cattedrale e si eseguì lo Stabat Mater al Corso Vittorio Emanuele, stracolmo di gente, ed era un'ora abbastanza tarda, dove venne divulgato tutto lo Stabat Mater, e ricordo l'addolorata nella navata centrale sul lato di sinistra col vecchio podio, e anche la cattedrale piena di gente. Ecco, fu l'ultima volta che l'addolorata entrò in una chiesa della città. Quindi veramente una perla, un ricordo particolare che ci ha dato il nostro Giovanni, che è stato nostro ospite in questo
angolo dell'artista di quest'oggi, lo ringraziamo tantissimo. Grazie a voi. È stato veramente un onore averti nostro ospite. Il nostro appuntamento si chiude qui. Volevo ricordarvi naturalmente che Epoca Nostra Channel è un canale che è legato alle edizioni Trepanum, che è una casa editrice che è aperta per la pubblicazione di poesia, romanzi e altro, quindi se avete il piacere, siete degli artisti, degli scrittori e cercate un editore, contattate l'edizione Trepanum al sito www.edizionitrepanum.it naturalmente per degli accordi. Vi ricordo anche la vetrina, il nostro sito internet di epocanostrA.it e la vetrina sul sito di Edizioni Trepanum, dove trovate anche tantissimi bei libri da poter scegliere e poter acquistare tranquillamente con la consegna a casa, quindi è tutto molto comodo, ormai online si fa tutto molto comodamente e soprattutto in maniera sicura. Quindi il vostro Alessandro Vampinella vi saluta, vi ringrazia naturalmente nuovamente per l'attenzione prestata e vi rimanda ai prossimi appuntamenti culturali di Epoca Nostra. Buona giornata.